Prova. 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 Amici dell'Edicole di Pinuccio, buonasera, scusateci il ritardo, abbiamo avuto alcuni problemi tecnici. Siamo in diretta dal Pallabonini di Cinquefrondi, la Pallavolo Jolly Cinquefrondi sta affrontando la Farm Saber Palermo. Siamo 6-5 per i padroni di casa. In questo momento Stefano Diana al servizio che finisce out e quindi di nuovo punteggio in parità. Quindi ci scusiamo per questo ritardo all'inizio della diretta. Qui che vi parla è Gabriele Bonini, al commento con me Renato Gallo. Buonasera, buonasera a tutti. E alla regia Annalisa Gallo. Intanto l'attacco di Francesco Pugliatti messo a segno, non tiene il numero 6 se non mi sbaglio, Costanzo. Ed è settimo punto quindi per la Jolly Cinquefrondi. Quindi Costanzo che parte titolare con Palermo, palleggiatore. Attacco centrale vincente di Il Blanco. numero 8. No, Vanausas. È complicato. Pardon per i nomi. Il centrale. Altro centrale di Palermo è Giovanni Blanco, ex della Jolly. Tanto Atria Out. tira out. Quindi Jolly di nuovo in vantaggio, 8-7. Si prepara Luciano Mille al servizio. E applausi del Pallabonini per caricare il servizio di Luciano Mille. Out. Luciano Mille out. Carica fortissimo il braccio lo schiacciatore della Jolly. Vanauas al servizio. Su 1000. Non al meglio. Poi Orlando, ma che rovesciato, Dionisio Di Pasquale tiene in gioco il Palermo. Francesco Pugliatti schiaccia ancora una volta in maniera forte. Si tuffa Atria su questa palla ma finisce sopra le panchine. E ancora una volta la Jolly costruisce con i due fratelli Pugliatti. 9-8 il punteggio. Peppe Orlando al servizio per la Jolly. Pallone teso, tocca la rete. Costretto il palleggiatore poi a prenderlo in bagger. Intanto il muro a 3 della Jolly. Questa volta il numero 15 Atria non si tuffa come prima e lascia cadere la palla a terra. Bello questo muro della Jolly, compatto. I tre là davanti hanno contrastato bene l'attacco del Palermo. 10-8 il punteggio. Ancora Peppe Orlando al servizio per la Jolly. Sempre pallone molto teso. Fallo del Palermo. E quindi 11° punto per la formazione di Mister Tomasello. Quindi Palermo in campo con il libero Sutera. Numero 2 Sutera. Poi Blanco, Grusner, Benauas, se ho detto giusto. Poi lo schiacciatore Lombardo, Atria, l'altro schiacciatore, il palleggiatore Costanzo. Squadra allenata dal primo coach Giarrusso, il secondo Ferro. L'arbitro dell'incontro, il primo arbitro Comunale, il secondo arbitro Burrascano. Peppe Orlando al servizio a posto 6, poi l'attacco out. L'attacco del numero 10 Lombardo. Chiamato il time out da Giarrusso. Quindi riguardiamo che siamo in ritardo anche con le formazioni. Allora, Sutera, Costanzo,
Grusner, Grusner. Banaus. Banaus. Ce l'ha detto prima come si chiamava. E Banaoas. Sì. Non so se legge così. Lombardo e Atria. Jolly invece con il solito 6, il libero puntorieri, poi Peppe Orlando centrale assieme a Stefano Diana, l'altro centrale, Dionisio Di Pasquale, Marco Pugliatti e Francesco Pugliatti, poi l'altro schiacciatore Luciano Mille. Ancora Jolly al servizio sul 12-8 dopo il time out chiesto dalla formazione ospite. Peppe Orlando al servizio molto teso, ancora problemi di ricezione per Palermo, altro Monster Block della Jolly 5 Block sull'opposto. Grusner o Sì. Grusner? Qua c'è scritto Grusner. Poi andiamo di nuovo a richiedere. E quindi ancora Peppe Orlando al servizio. Stavolta riceve meglio Palermo. Attenzione, numero 10. Lombardo. Buona la Lombardo. ricezione del Palermo, buona anche la costruzione. Si sblocca quindi la formazione ospite con Lombardo. Non riesce a contrastare questo attacco la Jolly. Punteggio sul 13-9. Grusner al servizio, al salto. Opposto di Molto 2 forte, metri. tiene bene Dionisio Di Pasquale che riceve ora la palla, schiaccia dall'altra parte il libero Sutera, fa buona guardia, palla spinta a fondo campo ma c'è Mille. Di nuovo Di Pasquale, Bella. ma sempre il libero Sutera, Muro, mani out. Bello Block scambio da entrambe le parti con Sutera protagonista. Bella azione. Poi conclusa con un block out sulle mani di Marco Pugliatti. L'opposto di 2 metri al servizio. Grusner riceve Vengono Dionisio bene. Di Pasquale. Dionisio Di Pasquale di nuovo, questa volta ci si mette. Oh, peccato, non riescono. Dopo una difesa di Lombardo corrono Atria e Sutera, la palla carambola su Atria e non niente da fare per il Palermo. Veramente Atria l'ha presa la palla, il problema è che poi ha colpito in pieno il suo libero. Sì, hanno carambolato un po'. Sì. 14-10 Pugliatti punteggio. Marco al servizio. Gestione Primo del- tempo di Blanco. Ci riprova Blanco. Palla spinta ma c'è un'invasione Sì. Il muro della Jolly, Stefano Diana. di Diana. Sì, ecco, rivediamo anche il replay. Offerta Offerta dalla dalla regia. Baby regista. Io sono con Ormai un bevi, Renato. Ormai Baby. bevi, abbiamo 17 anni ormai. Vabbè. Sei rimasto a bevi ormai. Riceve Luciano Mille per la Jolly. Pugliatti al centro con Stefano Diana. Ancora un'altra carambola tra i giocatori del Palermo. E quindi 15° punto per la Jolly 5 pronti. Dicevo che sono con 2 baby perché quando abbiamo iniziato tu avevi 5 anni e Sì. facevi le riprese qui al Palabonini. Servizio Jolly. Dionisio Di Pasquale che non forza. Pallone flottante ricevuto bene Primo da Atria, tempo l'attacco centrale. c'era Bonina, non ce la fa, lo scugnizzo di Siderno, Santa Croce. Blanco ad ottenere il 12° punto per Si il era, Palermo. si era opposto Diana, ma è lì, ma è centrale, non è opposto. Servizio proprio di Blanco. Pallone flottante. Era forse Luciano out. Mille. Luciano Pugliatti. Mille, servito, Muro, Pugliatti Copertura. fa copertura, alza Dionisio per di nuovo per Luciano Mille, tocco del muro, mani out. Mani out. Mani out ottenuto da Luciano Mille. Buona la combinazione con Marco Pugliatti. È stato anche bravo Marco nella copertura dopo il tocco del muro avversario. E quindi 16-12 per la Jolly. Ancora avanti di 4. Diana al servizio,
Intanto salutiamo anche gli amici che ci seguono da Palermo, ringraziamo la società per aver condiviso il link. Intanto costruzione Palermo, Atria, Pallonetto de out. Out. Pallonetto del numero 15 Atria che tentava di beffare il muro 5 Brondese. Troppo frettoloso forse qua Atria, poteva fare meglio. 17-12. Intanto si è riempito il Palaponini. Stefano Diana al servizio. Pallone teso, sempre in zona 6. Atria a schiacciare, schiaccia mura molto 1. bene. Questa volta Mille tenta di bloccare questa bomba. Giustamente Atria aveva libertà di attacco, dato solamente il muro a 1 della Jolly con Pugliatti. Servizio Palermo, riceve Mille, ma non Questa chiude è bella bene. questa battuta, io ero senza microfono, Non chiude bene di Mille. Costanzo. 14° punto del Palermo, avanti di 3 la Jolly. Di Riceve nuovo su Mille, stavolta Mille. meglio. E primo tempo però è out, peccato, era stata una bella Azione. azione dell'Orlando Furioso, molto veloce, ma è uscita di poco questa palla. Ma bravissimo anche Pugliatti nell'alzata. Sì, è stato molto veloce. È una delle azioni più veloci che mi sembra di aver visto con Orlando Furioso, è vero? E intanto ha chiamato formazione Marco Pugliatti, il capitano. Il capitano invece del Palermo è Blanco. Giovanni, Servizio Palermo su Dionisio Di Pasquale. Marco Pugliatti all'indietro per suo fratello si Francesco. insacca questa palla sul muro avversario. 18-15. Jolly che la scorsa giornata ha vinto contro Aquila Bronte per 3-1 lì a Bronte. Palermo che ha riposato e Palermo che ha 4 vittorie su 4 partite giocate. Ricezione buona del Palermo, la schiacciata forte di Gruesner. L'altissimo Gruesner. 2 metri. Altissimo, lievissimo. Quello non era Gruesner, come si chiamava? Non lo so. Era Messner. Intanto accorcia le distanze Palermo. Di Riceve nuovo Luciano Mille, Pugliatti all'indietro ancora per Francesco bene Pugliatti. il libero Sutera tenta il pallonetto, ma c'è buona difesa, buona copertura di Pugliatti e c'è out, Asta di Luciano Mille. e si fa sotto -1 il Palermo. Sì, da -4 a -1. Sempre Siciliano. protagonista il libero, che in difesa sta facendo un'ottima partita, Gabriele. Sì, Sutera. Ancora Palermo al servizio, Luciano Mille, ancora qualche problema. E questa volta ci riprova. 7 di Orlando. 19° punto per la Jolly. Cambio al servizio. Esce Luciano Mille ed entra Fabio Remo. Servizio e difesa quindi per mister Tomasello con Fabio Remo. Cambio anche per il Palermo, esce il numero 15 Atria ed entra il numero 13 Laudicina. Ok. Fabio Remo al servizio. Fabiolino. C'è il flot per lui. Tocca la rete all'alzatore Costanzo. Palla era molto vicina alla rete. Sì. Era un'azione comoda per la Palermo, perché il nostro centrale doveva andare a murare l'alzatore
e quindi si sarebbe trovato un attacco a Mura 1. 20 a 17. Sutera, primo tempo, Wow. wow, del numero 8, Lui. lui, Benawas. Benawas. Banawas, Benawas. Ed è proprio lui ad andare al servizio. si ferma sul nastro. 21 a 18. Altro cambio per la Jolly. Si alza il muro, esce Marco Pugliatti ed entra Domenico Laurenti. Gabriele, Blanco e Dionisio Dionisio Di Pasquale, sono stati compagni di squadra. Ti ricordi se quando c'era Blanco c'era pure Dionisio? Forse a Modica. No, qua. Ah, qua con la Jolly. Eh, Vediamo, magari Poi chiederemo. qualcuno da casa mi può mandare un messaggio. Possiamo chiedere laggiù allo zio Gabriele. C'è? Dietro il pilastro? Non lo so, non ho visto. La memoria storica della famiglia Bonini. Piccola interruzione di gioco, bisogna segnare il cambio sul segnapunti. Infatti il secondo arbitro che era lì al segnapunti, ora il gioco può riprendere. 21 a 18 per la Jolly, Peppe Orlando al servizio. Sull'Audicina Sì, sempre lì, a posto 6. Schiacciata forte sul muro di non ce la Grusner. fa Laurenti a fare copertura su questo attacco. E quindi si riporta a -2 Palermo, si chiude il cambio della Jolly, rientra Marco Pugliatti ed esce Domenico Laurenti. Domenico Laurenti adesso che parla con il mister Tomasello. Ed è l'opposto Grusner. Grusner, e ce n'è. Essendo straniero. Servizio spin per Grusner, out. Stava quasi per colpire. Stava, sì, Ciccio si è Pugliatti. dovuto spostare una palla terra-aria, un missile terra-aria che stava mietendo vittime. 21-19 sono 20, 22. ecco, corretto. Jolly adesso in +1. Marco Pugliatti al servizio. Sempre sull'Audicina. Dall'altra parte ci riprova Wessler, ma Sulla rimane rete. sul nastro. Sulla rete. O muro o nastro, o entrambi. Time out chiesto dalla formazione ospite. 23esimo punto per la Jolly. 23 a 19. Tanto saluto anche Albano Orlando, il papà di Peppe, che ci segue sempre. E la zia. La zia. Salutiamo anche Romina da Siterno. Rientrano in campo le squadre sul 23 a 19. Marco Pugliatti pronto a raccogliere il pallone. Servizio. Lombardo. E Lombardo si propone. Si tuffa Santa Croce su questa diagonale. Si era coordinato pure bene Santa Croce, però Era un pochino Non era avanzato più, sì. per una schiacciata sui 3 metri. Invece ci voleva un passo indietro. 23-20. Servizio Palermo. Riceve Di Pasquale, Pugliatti verso l'altro Pugliatti che viene murato. Monster block del Palermo che di nuovo torna a -2. C'era copertura Remo, ma la palla gli passa lateralmente. Intanto time out. E stavolta sì, lo chiama mister Tomasello. Tomasello. Quindi 2 time out chiesti da Palermo, uno dalla Jolly.
Sì. Albano ci dice: finalmente vi vedo benissimo. Chi ci vede? Albano ci ha scritto: finalmente vi vedo benissimo. E Romina? Romina non so, ma comunque salutiamo. Forza Romina. (23-21) il punteggio. Servizio Palermo. Riceve Dionisio Di Pasquale. Marco Pugliatti all'indietro proprio per Dionisio. Non tiene Grusner questo attacco. E primo set point Per la dei Jolly. 3 disponibili. E intanto si chiude anche il cambio di Fabio Remo. Esce Remo ed entra Luciano Mille. Mentre al servizio si prepara Dionisio Di Pasquale. Set point Jolly. Raccoglie adesso il pallone Dionisio. Jump plot per lui su Terra. Su terra. Ci prova l'opposto. Muro! Oh, Monster Block! Ancora lui, Stefano Diana. 25-21, si chiude questo primo set al Palabolini di 5 frondi. 1-0 per la Jolly. Mentre Dionisio porta da bere all'arbitro. Quindi 25-21 il primo set al Palabonini di 5 frondi. Jolly 1, Palermo 0. Vedremo quali uomini scenderanno in campo nel secondo set. Intanto vi ricordo di passare nelle nostre pagine social Instagram e Facebook. Basta cercare Edicole di Pinuccio, ci trovate. Lasciate mi piace alla pagina Facebook. Seguiteci sulla pagina Instagram. Si deve sistemare la rete al Palabonini. Iscrivetevi anche al nostro canale YouTube, così da poter ricevere tutte le notifiche se attivate la campanellina. Così da non perdervi nessun video, nessuna diretta. Palermo già pronto a rientrare in campo. Jolly ancora seduta sulla panchina, solo Francesco Pugliatti in piedi e gli altri ragazzi che si stanno riscaldando. Ricordiamo il primo arbitro Comunale, il secondo arbitro Burrascano.
Rientrano in campo le due squadre. Solito 6 per la Jolly, confermati anche i 6 del Palermo. Quindi Sutera il libero, Grusner l'opposto, Banawas centrale, Lombardo lo schiacciatore, Atria l'altro schiacciatore. Costanzo l'alzatore. Salutate la telecamera, siete inquadrati. Ciao. No. Jolly invece che parte con Luciano Mille al servizio e si ferma sul nastro. rete. Jolly con il libero Punzorieri, poi Francesco Boiatti opposto, Dionisio Di Pasquale, Luciano Mille, Peppe Orlando e Marco Pugliatti, altro centrale. Stefano Diana libero di difesa invece e Santa Croce. C'era diagonale all'angolino, all'incrocio, la schiacciata di chi era, Gabriele? Sì, avevamo abbassato l'audio durante il cambio. Io stavo parlando tranquillamente. Tu parlavi, anch'io, ma non era... Allunga il servizio del numero 15 Atria, se non mi sbaglio. Quindi Jolly nuovamente, no, Jolly 1 e Palermo 2. Mentre si prepara Peppe Orlando al servizio. C'è qualche problema nel segnapunti, Renato, oggi, perché il secondo arbitro è spesso lì. Peppe Orlando al servizio per la Jolly. Riceve Atria. Primo Pallone tempo di al Blanco. centro. Blanco che ottiene il terzo punto per il Palermo. Un ottimo primo tempo del Palermo. Grusner, lunga. 2-3. Marco Pugliatti. Cambio di liberi ovviamente per la Jolly. Q1 per il 5 pronti. Un errore nella fase di ricezione del Palermo. La copertura è free ball. Vediamo come la gestisce la Jolly. Dietro con Francesco Pugliatti. Buona l'alzata verso posto 4. Pallone che rimbalza sulla rete. La pipe di Luciano Mille, sono 4. E poi anche pallone che è caduto a terra nel campo della Jolly. Poteva gestirla meglio la Jolly forse. 2-4. Altro break palermitano. Ancora qualche problemino nel segnapunti. Gioco che adesso può riprendere. Sbuccia la palla Luciano Mille. Indeciso, è stato indeciso. Prima mette le mani, poi le caccia e poi all'improvviso le rimette. Palla forse è destinata out. E quindi quinto punto per Palermo, avanti di 3. Lombardo al servizio ancora. Jump plot. Riceve bene stavolta Mille. Attacco centrale con Stefano Diana che accarezza la palla per tanto che basta per mandarla a centrocampo. Non ha forzato più di tanto.
Tocca quanto basta il pallone per ottenere questo terzo punto. Dionisio Di Pasquale al servizio, Da jump float fondocampo, su sì. Sutera, Gruesner, Mamma mia. lungolinea, sale tantissimo, Quando va a tutto braccio Grusner Va sfodera in un alto. attacco fortissimo. 3-6, quindi Palermo di nuovo avanti di 3 punti. Blanco al servizio, jump float per lui, scende questa palla veloce, alzata in In bagger. bagger per Luciano Mille che sfrutta le mani interne del muro del numero 8 Ha Banaus. Fatto Palla benissimo out. Mille. Fatto Com'è? benissimo perché non era posizionato nella maniera migliore per poter attaccare questo pallone. Ha trovato il muro avversario. Centrale Diana al servizio, Zona di conflitto. conflitto. Zona di conflitto tra Sutera e Lombardo. Lombardo, sì. Quindi Jolly che si porta a -1. Ace di Stefano Diana. Ace sporco. Ancora al servizio il centrale di Avignone. Polizia a campo del Palermo. Gli applausi del Palabonini per caricare la battuta. Stefano Diana ancora pallone teso, stavolta ricevuto bene. Dionisio Ora, Di Pasquale a fondo campo, però poi il secondo tocco non riesce alla Jolly. Sì, si era lanciato Marco Pugliatti su questa copertura a fondo campo di Dionisio Di Pasquale. Quindi di nuovo break Palleggiatore. Palermo. Riceve Simone Puntorieri. Pugliatti all'indietro Ed per è out, Francesco. non c'è tocco. Pallone out, sì. Niente tocco. E avanti di 3. Palermo. Non riesce a colmare il distacco la Jolly. Servizio Palermo. È out, Out. questa battuta del palleggiatore palermitano. Pronto Francesco Pugliatti al servizio. Riceve Atria ad attaccare. Dionisio Di Pasquale a fondo campo. Alzata all'indietro per Francesco Pugliatti. Costruzione Palermo verso Grusner. Out. Out. Non c'è tocco del muro. Non c'è tocco del muro. Protesta Grusner verso il secondo arbitro. Il secondo arbitro che era lì. 7-8. E adesso anche il capitano, che in questo caso è Costanzo, palleggiatore, sotto il seggiolone dell'arbitro. Proteste durate pochissimo. Gioco che può riprendere. Francesco Pugliatti. Pallone Oh. che tocca la rete, manda in controtempo il centrale, Out. poi asta di Atria senza muro su un pallone scomodo. Cambio. Entra il numero 11 Speziale ed esce Banaus. Sì, cambio di centrali. Banauas. Banauas che aveva sbagliato la ricezione, mandato in controtempo dalla rete. 8 pari, quindi Francesco Pugliatti sul libero Sutera. Grusner a tutto braccio Su Marco Pugliatti. e passa di nuovo in vantaggio la Jolly. Ha abbassato di Marco Pugliatti, è stato schiacciato da questa palla. Sì. Ora si è abbassato di 1 centimetro.
Atria al servizio servizio. Atria Pallone flot su Dionisio Di Pasquale. Primo tempo, ma è interno. Questa volta ci prova l'Orlando Furioso, ma la palla rimane nel campo della Jolly. Break del Palermo. Ennesimo di questo set. Ancora Atria, quindi al servizio. Si ferma, si è vista questa palla andare tesa diretta sul nastro. -1. Luciano Mille al servizio per la Jolly. Jolly dietro di 1. Salto Spin. e si ferma anche questa sul nastro. Tutte là si stanno fermando le battute di Luciano Mille, proprio al centro della rete. Di nuovo -2. Al servizio il neo è entrato Speziale. Spaziale questa battuta. 10-11. Peppe Orlando al servizio per la Jolly. Lunga, Oh, una brutta però ricezione. riesce lo stesso. Out. Non c'è tocco. Tocco. C'è tocco? E dove è stato sto tocco? No, è andato a tutto braccio lo schiacciatore del Palermo, proprio in maniera scordinatissima. Aveva mandato il pallone completamente out. Chiede spiegazioni Tomasello, secondo arbitro che era lì. E quindi altro punto per Palermo, 10-12, il secondo arbitro che sta andando sotto al seggiolone del primo. Vediamo. Forse cambia. No, non cambia la decisione. Non cambia la decisione. Marco Pugliatti sotto al seggiolone dell'arbitro. Vediamo se riusciamo Deve giocare a fare la Jolly. una... Deve giocare la Jolly, deve giocare. un po' più in giù. Non si deve così. innervosire. Proviamo a rimandare così. Adesso anche Blanco sotto il seggiolone dell'arbitro. Non è Chiama formazione Marco Pugliatti. questo. Stiamo cercando di prendere il replay dell'eventuale tocco dell'attacco precedente. Questa è l'esultanza. È il punto assegnato. Eccolo, forse adesso ce l'abbiamo? No, questa è l'immagine, è il frame. Eccolo, ce l'abbiamo, però il gioco sta per ricominciare. Intanto il servizio out di Grusler. Intanto avete rivisto 11-12. il replay che la nostra regista ci ha isolato. Nel frattempo la battuta è andata out del Palermo, quindi si fa sotto di nuovo la Jolly con Marco Pugliatti al servizio. Ancora in posto 6, palleggiatore che rimanda il pallone di là. La schiacciata di Francesco Pugliatti. Luciano Mille dopo il tocco del muro. Marco Pugliatti verso Dionisio Di Pasquale. Un tocchetto Costanzo. leggero. Un tocchetto Costanzo. leggero. Costanzo mette una mano e manda fuori il suo opposto che si era buttato per recuperare la palla. Costanzo che aveva saltato e colpisce quasi per sbaglio questo pallone. Pugliatti al 12 pari. servizio. Riceve Atria. Speziale Wow, si invasione. tuffa. Invasione. Faccia invasione.
Speziale l'abbiamo visto partire, vediamo nel replay, e cade, Non era non Speziale, riesce a fermarsi. era Lombardo, Renato. Non era Speziale, il numero No. 10, il numero 10 Lombardo, perché Speziale è centrale. Hai ragione, E quindi vantaggio Jolly, 13-12. era il numero 10 Lombardo. Time out chiesto dalla formazione ospite. Si ritorna in campo. Squadre nuovamente in campo, raccoglie il pallone libero di difesa della Jolly, Alessandro Santacroce. Ancora Marco Pugliatti, ancora più uno per la Jolly. Oh, non ce la fa. Errore. Sutera era molto Sutera. avanzato, non è riuscito a indietreggiare in tempo per prendere questa palla in bugger, poteva andare in palleggio. Quindi avanti di 2. Primo break di questo set per la Jolly. Ancora Marco Pugliatti al servizio. Pallone ricevuto, ma che torna nel campo della Jolly. Dionisio Di Pasquale ne approfitta. E Questa sfoda un attacco palla a tutto servita braccio. dal Palermo. 15-12, ancora problemi di ricezione per il Palermo, come C'è nel un primo cambio, set. Laudicina per Lombardo. Sì, qualche problema per Cambio di Lombardo. schiacciatore nella formazione del Palermo. Marco Pugliatti ancora. Stavolta riceve Sutera. bene Sutera. Eccolo, il numero 13 Monster Murato. block! Altro monster block della Jolly, altro muro a 3. 16-12. Stefano Diana, se non mi sbaglio, ha toccato nuovamente il pallone, quindi altro muro per lui. Chiama formazione capitano Blanco, quindi interrompe brevemente il gioco il Palermo. Mentre ne approfitta Tomasello per dire come schiacciare, come battere questo pallone a Marco Pugliatti. Lunga, di nuovo su Su Sutera. Numero 13, muro di Altro nuovo. monster block! Francesco Pugliatti insieme a Stefano Diana. Monster block che muri che sta tirando fuori la Jolly. 17-12. Se vi sono Muro le prime- piazzato, mani invadenti. Nelle prime due partite la Jolly ha fatto molta fatica su muri e sul servizio. Marco Pugliatti. Sono 7 i punti consecutivi. Sutera, Gabriele. che altro errore in ricezione. Può costruire la Jolly con questa free ball. Dionisio Di Pasquale pallonetto. La palla viene recuperata, altra free ball. Luciano Mille, Marco Pugliatti all'indietro per suo fratello Francesco. Mani out Block out. 18-12 Jolly. 8 i punti consecutivi. Gabriele. E altro time out chiesto da Palermo, da coach Giarrusso. Jolly carichissima in questa parte di set. Dopo la fase di nervosismo. Per un dubbio su un punto fischiato per il Palermo. Adesso Jolly avanti di 6 punti. (18-12) si fa sentire Palla Bonini.
Marco Pugliatti ancora al servizio. Di nuovo su Sutera, questa volta riceve bene, primo tempo di Blanco, Rimanda di là Dionisio Di indietro, Pasquale. ci prova di nuovo con un mani out, questa volta muro a 3, era un po' scomposto e si ferma questa serie incredibile della Jolly con lo schiacciatore Laudicina che sfrutta la mano fuori posto. Anche il Palermo comunque ha una squadra abbastanza giovane, Renato. Sì, ed è out. 19esimo punto Jolly. Sì, molto giovane, e Blanco penso il più anziano in campo. Pronto Dionisio Di Pasquale da fondo campo con la sua jump float. Riceve Atria, la rimanda di là, è libero, buona la copertura della Jolly. Pugliatti, pallonetto, la copertura ancora di Marco Pugliatti. Per Mille di nuovo questi non ce la fanno questa volta, con batti e ribatti, passo la palla di là, la tengo di qua. Però mi è piaciuta la cattiveria che ha la Jolly in questo momento. Ringhiano su ogni pallone i giocatori. Le stanno prendendo tutte. Servizio su Dionisio Di Pasquale. Luciano Mille. E Luciano Mille sale. Si fa sentire anche lui e ottiene il 20° punto per la sua squadra. Stefano, vero? Diana. Lo chiamiamo sempre per cognome e ogni tanto Stefano Diana lunga, cerca di colpire l'opposto. Grusner o Grusner? Sei sicuro? Sì. Ce l'hanno detto prima. Allora gli tolgo una E. Servizio Palermo, spin su Dionisio Di Pasquale, tiene bene. Attacco centrale di Peppe Orlando. Stavolta cambia gioco. Palla spinta ma non c'è tocco. È out. Luciano Mille tentava di prendere il braccio esterno del muro ma non l'ha colpito. 20-16 con time out Tommasello. Time out chiesto da mister Tommasello su 20-16 dopo 2 o 3 punti consecutivi del Palermo. In difficoltà la Jolly sulla battuta spin del palleggiatore Costanzo. Entrano in campo le due squadre. Costanzo pronto, ha ripreso il pallone. Al salto che si schiaccia sul nastro, non c'è tocco, però c'è invasione. Non c'è tocco, ma il numero 11 Speziale. 21-16. Stavo guardando quando Francesco Pugliatti schiaccia, carica tutto il braccio e gira la testa dietro, quindi non guarda dove la manda, pensa solamente a caricare. Tanto cambio di alzatore per alzare il muro. Sì. Con Francesco Pugliatti al servizio. 21-16. Il secondo si era perso, era dalla parte opposta. Peccato, c'è stato un lieve tocco del muro. Sì, Atria ottiene il 17° punto, buca il muro della Jolly, si chiude il cambio
quindi rientra Pugliatti ed esce Laurendi. Lo stesso Atria ora al servizio per il Palermo. Piccola interruzione di gioco. E intanto approfitto, leggo anche questi saluti. Giriamo i saluti a zio Giovi e zia Bruna da parte di Albano. Dionisio Di Pasquale, non bene. Pugliatti. Tocca la testa di Speziale. E la palla si impenna, va a fondo campo, mani aperte, la palla passa tra le braccia. 22-17, continua a effettuare il solito cambio mister Tomasello, quindi entra Fabio Remo al servizio ed esce Luciano Mille per la battuta e per la difesa. Fabio Remo. Fabiolino detto Pagaia. Jump float per lui, su Atria, non al meglio, in bagger rovesciato l'alzatore, il muro della Jolly, ancora il libero a coprire, schiacciato out. da 4, completamente out. 23esimo punto per la Jolly, 23-17, l'esultanza di mister Tomasello al momento dell'attacco out, che è saltato. Fabio Remo ancora per la Jolly. Molto tesa, lascia sfilare Atria. Sì, si guardano Sutera e Atria. Vai tu, vado io, non ci fa nessuno. 7 set point per questo secondo set. (24-17) Fabio Remo. Atria ad una mano, ma 25esimo punto. Eh sì, perché l'alzata non era perfetta e il numero 10 Lombardo non è riuscito a schiacciare questo pallone. Si chiude quindi il secondo set al Palabonini. Jolly 2, Palermo 0. Primo set finito 25-21, secondo set terminato 25-17. Vediamo le partite della giornata. Abbiamo il Letojanni. Ricordiamo che questa è la sesta giornata di campionato. Sì. Diceva Letojanni, il Bronte incontra il Letojanni. Alle 17 è iniziata invece la partita a Sant'Agata di Battiati, che vede il Volley Catania ospitare la farmacia Dottor Leben Aci Castello Catania. A Partinico il Provenzano Partinico Palermo Volley Catania. A Fiumefreddo Costa Dolci Papiro Catania incontra Vitami Barcellona Messina. E 5 fronti, state seguendo 5 fronti, Jolly 5 fronti contro il Parma. Poi c'è anche il big match, riposa contro riposa. Riposa contro riposa, bisogna vedere quando finirà sta partita. Questa è una partita lunga, sono ancora sullo 0-0. Andiamo a vedere la classifica, che vede la Saber Palermo con 4 vittorie su 4 a 11 punti. È una giornata Segue di riposo. Il Letojanni con 3 partite e 9 punti. Aci Castello Catania 8 punti 4 partite. Costa Dolci Papiro 7 punti 4 partite. La Cupe Catania 6 punti 3 partite. Poi abbiamo il Barcellona Messina 6 punti 4 partite. La Jolly 5 punti 4 partite. Provenzano Partinico Palermo 4 punti 3 partite. Aquila Bronte 4 punti 4 partite. Tonno Callipo
3 punti con 5 partite, senza riposare, che, Sandokan. che riposa questa settimana. Ultima in fondo alla classifica il Volley Catania, che ha 0 punti con 4 partite all'attivo. È abbastanza noiosa questa cosa del riposo. Sì, ci sono mancano 3 squadre, quindi ci sono 6 partite lunghissime che durano una settimana. Solamente 11 squadre iscritte a questo campionato. Ritorniamo in campo. Solite formazioni, quindi Sutera, Blanco, Costanzo, Grusner. Vediamo se c'è anche Benauers, mi pare di sì. Banauers. Lombardo al servizio. Poi Lombardo e Atria. È lunga questa prima battuta del terzo set. 1-0 per la Jolly. Jolly che invece schierata in campo con libero di difesa Santa Croce, libero di ricezione Puntorieri, Luciano Mille che partirà al servizio, Ciccio Pugliatti, Marco Pugliatti, Dionisio Di Pasquale e Peppe Orlando. Luciano Mille, spin per lui. Forte, va bene Sutera su questa palla e tocco del muro, ma c'era andato Luciano Mille, ma la palla finisce in panchina. Ottimo attacco di Atria, giustamente con Mille. Una ricezione del libero Sutera che ha ripreso. Era difficile da prendere questo pallone. Mille sì, che l'ha colpito quando era a terra già con un braccio, quindi non poteva darle una buona direzione. Dionisio Di Pasquale per la Jolly 5 pronti, mette a terra questo bel pallone, 2-1, passa di nuovo in vantaggio il 5 pronti. Il centrale al servizio, Peppe Orlando, quindi rientra in avanti Stefano Diana. Peppe Orlando, pallone su Atria, doppia la buona, forte schiacciata, la prende Luciano Mille, anche Francesco Pugliatti, free ball per Palermo. Vediamo attenzione al primo tempo, no, Atria prende il pallonetto sprecato. Dionisio Di Pasquale ancora, ma Sutera, sempre Sutera alza. Peppe Orlando, poi Pugliatti verso Con Dionisio Di Pasquale col che braccio magia! sinistro, che magia di Dionisio Di Pasquale, non ci arriva col destro, era troppo lunga, allunga il sinistro e la butta lì dei 3 metri. tutti abbracciati a Dionisio. 3-1. Che interventi però di Sutera, Gabriele. Sì. Ancora Peppe Orlando al servizio. Non una buona ricezione. Sutera alza per Atria. Out. Atria è out. 4-1 quindi per la Jolly. Palermo che continua ad avere qualche difficoltà nella ricezione da tutta la partita. Peppe Orlando ancora al servizio, sempre su Atria, la rimanda di là lanzatore. Peppe Orlando per Dionisio Di Pasquale che schiaccia forte, non ce la fa Atria a intercettare la palla che si era impennata sul nastro. Atria in difficoltà. 5-1. Era Atria? Sì, era Atria. Ancora Peppe Orlando, quindi al servizio. Di nuovo tesa questa palla. Ace, sporco. Si intromette nella ricezione del numero 10 Lombardo. Atria. No, era di nuovo Atria. Sì, ma c'era Lombardo in ricezione, ma si mette davanti Atria. Atria che viene sostituito adesso. Entra il numero 13, la vicina. Se non mi sbaglio, penso di sì. 6-1 quindi. Che numero? Peppe Orlando. Errore, anche il numero 10 Lombardo sbuccia la palla.
sotto pressione Palermo, altro ace sporco per Peppe Orlando, ed ecco che chiama il time out coach Gianrusso per il suo Palermo. 7-1, mentre abbiamo visto i giocatori della Jolly scatenati a sbracciare e a chiamare il pubblico del Palabonini proprio appena l'arbitro ha fischiato il time out. Il punteggio qui al Palabonini, 2-0 per la Jolly Cinquefrondi di 7. Ricordiamo, il Palermo è primo in classifica, 4 vittorie su 4, non a punteggio pieno perché una vittoria è stata per 3-2. Peppe Orlando quindi ancora pronto per la Jolly. Lo vediamo inquadrato. Di nuovo Stavolta buona la ricezione del Palermo. è out. Attacco out di Era Grusner. 8 out. Grusner. Chiedeva pure tocco. 8-1. Parte di setta tutta Jolly. Peppe Orlando ancora al servizio. Doveva sentire il Palabonini. Di nuovo Ancora su errore in ricezione. il solito Lombardo cecchinato costantemente da Orlando. Cecchinato gioca a tennis, Renato. Eh sì? Sì. 9-1 per la Jolly. E quindi ancora il centrale proveniente da Cetraro, Peppe Orlando al servizio. Serie positiva della Jolly. Sempre Ancora su lì Lombardo. La schiacciata del numero 13, la prende l'ha poi il presa, l'hanno libero. presa bene. Bravissimo Sutera. Costruzione Jolly con Dionisio Di Che Pasquale. Con Dionisio Di Pasquale. Sfodera un altro degli attacchi suoi. A tutto braccio Dionisio. 9 punti di distacco tra le due squadre. 10-1 per la Jolly. Altro Cambio. Esce il palleggiatore Costanzo, entra il secondo palleggiatore Arena. Peppe Orlando. Si perde un po' di tempo. Fischia adesso l'arbitro. Può partire Peppe Orlando al servizio. Tesa sempre sul numero 10 Lombardo. Grusner. Ma c'è La tiene, buona la tiene, guardia. Ciccio Pugliatti. Marco verso Dionisio. Money out di Dionisio Di Pasquale. Era un testa out, non Testa un money out. out. Bravo Dionisio qui, stavolta decide di non forzare l'attacco. E ha approfittato della testa dell'avversario per mandare il pallone out. 10 punti di distacco adesso. 11-1. Ancora Peppe Orlando al servizio, Ottima. sempre lì sul Lombardo. Ci prova dalla parte Costruzione. opposta, mani Out. out questa volta Mani out. del numero 13 Laudicina, che ferma questa lunghissima serie. Quanti punti Di- Renato? Sono i punti consecutivi, ne abbiamo da 1 a... Era 1-1? Da 1-1, sì. Sì. Da 1-1 siamo arrivati a 11 ed è out 10 punti questo. consecutivi. 12-2. Torna a più 10 la Jolly. Dopo i 10 punti consecutivi. 10. Marco Pugliazzi al servizio. Su Sutera.
La Mani schiacciata. out. Chi era? L'Audicina. Ed è l'Audicina ad andare al servizio per il Palermo. 12-3. Ed è L'Audicina out. out. L'Audicina che ha scelto la jump spin ha forzato troppo il servizio e fa tornare la Jolly a più 10. Santa Croce libero di difesa. Ma guarda che casomai in P1, no in P10. Non c'è P10. Più 10 ho detto. Dionisio Di Cos'era? Pasquale come sempre Dionisio. da fondo campo, l'attacco centrale. Oh! Ha mandato in controtempo Alessandro Santa Croce questo attacco centrale. Preso all'ultimo secondo il pallone. 13-4. Bonaus del Palermo. al servizio, si ferma sul nastro, non ce la fa a raccoglierla. Luciano Mille. Fortunato qui il centrale del Palermo. 13-5. Arretrato Luciano Mille. Questa volta 2 centimetri più in giù e si ferma sul nastro. E ora c'è Diana al servizio. È out questa battuta. 14-6. 3 errori consecutivi al servizio, se non mi sbaglio. 2 per il Palermo, 1 per la Jolly, o al contrario. Stavolta non forza il servizio, out. che è out lo stesso. Grusner. 15-6. Questa volta è il turno di Francesco Boiazzi al servizio. Non forza neanche lui. Pallone flottante. Ricevuto bene dal Palermo. Stacca. Out. Lombardo. Pallone out. Troppo frettoloso il Palermo. Torna a più 10. Di nuovo la Jolly. 16-6. Francesco Boiazzi, sempre in quella zona del Primo campo. tempo di Blanco. Bello questo primo tempo. Nello stretto, l'alzatore in centrale. Era una 7, ci ha spiegato Bonina che quando l'alzatore da posto 3 si avvicina, si allontana, per meglio dire, almeno così ci hanno spiegato. Speriamo di aver capito bene. Out, lascia sfilare Luciano Mille. Visto, siamo pure coordinati bene. Time out. No, cambio. Cambia, Sentito un cambia. fischio. Rientra Fabio Remo al posto di Luciano Mille da un lato. Sì, no, c'è anche il time out chiamato dal Palermo. Ah, Prima il cambio, mi sembrava. perché prima ha chiamato il cambio Tomasello, E poi ha poi il chiamato time out Palermo. Ora si sono effettuate tutte e due le cose, quindi già tutti e due i time out chiamati da parte del Palermo. Mister Tomasello che ce li ha a disposizione ancora tutti e due. – 17-7 qui al Palla Bonini di Cinquefrondi. Raccoglie il pallone Dionisio Di Pasquale, trascina sempre di più la Jolly, la sua esperienza vale molto. Fabio Remo appena entrato al posto di Luciano Mille per il servizio e per la difesa.
chiamato formazione del Palermo. Si fa sentire il Palabonini. Fabio Remo, jump plot per lui. Servizio su Sutera. Pallone all'indietro per Grusner che viene murato. Altro master block. Peppe Orlando. Se non sbaglio è il suo primo muro di questa partita. C'è un altro cambio. Entra l'opposto d'Ambrogio al posto, quindi cambio di opposto. Sì. Del numero 7 Grusner. Non c'è proprio in campo il Palermo e quindi le prova tutte Giarusso. Fabio Remo alla battuta lunga. Out. (18-8). Blanco al servizio. Su Fabio Remo. Primo tempo. Aspetta che è buona. Muro! Peppe Orlando! Scatenatissimo! Scatenatissimo l'Orlando Furioso! Che prima prova con un primo tempo preso di piede sul Mamma contrattacco. Blanco murato dall'Orlando Furioso, che tenta anche lui col piede di intervenire in discesa. 19-8 più 11. Peppe Orlando pronto al servizio, autore dell'ultimo super punto. Si ferma sul nastro. Troppo euforico. E quindi servizio che passa al Palermo con il numero 1 Arena, quindi più 1 per il Palermo. Scende questa palla. Remo a ricevere, Pugliatti in bagger verso Dionisio. E Dionisio passa col muro a 2 senza rincorsa. 29 e il Palermo non c'è proprio in campo. Dionisio Di Pasquale ne approfitta. Marco Pugliatti, più 1 in entrambe le squadre. Riceve Numero Palermo. 17 ci prova, non ce la fa Fabio Remo a distendersi, a allungare le braccia. Prende con le mani e la palla finisce in panchina. Una buona schiacciata di D'Ambrogio, che è il più fresco di tutti, appena subentrato. 20-10. Servizio Palermo, Bella. jump spin, la tiene bene Simone Puntorieri. Ciccio Pugliatti tiene di nuovo il libero. Tocca il nastro, la schiacciata Bella di Lombardo. E mani out di Ciccio Pugliatti su alzata del libero Puntorieri. Un altro test out. Doppio intervento dei liberi delle due squadre, con Sutera da un lato. Cambio, intanto esce il numero 8 Bonaus ed entra il numero che non ho visto. E dietro all'arbitro Speziale rientra, quindi Speziale dopo essere entrato anche nello scorso set, sempre al posto Dionisio Di Pasquale al Banauer. servizio. Si ferma sul nastro, sotto il nastro, quasi passa sul nastro di sotto, quasi passa. 21-11. Speziale, il centrale al servizio. Sì, appena entrato Speziale. Ed è in campo, scende. legge bene. Scesa Puntorieri, Simone Puntorieri, e la palla si ferma quasi sulla riga di fondo campo. Sì, sembrava fosse out, Scendeva la palla, si è dovuto inginocchiare per farsi superare. 21-12, quindi ancora Speziale al servizio. Si ferma. Errore al servizio per Speziale. 22-12. Di nuovo più 10. Dominio della Jolly. Ed è Diana al servizio, ma c'è un cambio. Esce Diana, entra Diana. Diana ed esce
fermi tutti, ce la faccio più. Esce Diana ed entra Giacomino Varamo. Giacomo Varamo, con il numero da me 28. soprannominato Giacomino, gioca nella Jolly da 4-5. Quanti anni è che è nella Jolly, Gabriele? Da un bel po'. Era ragazzino. Giocavo anche io con lui nelle ecco. giovanili, quindi. Buono il suo servizio. Attacco centrale, la copertura di Fabio Remo che rimane, quindi non viene campo. È in l'attacco questo diagonale di Francesco Pugliatti. Dicevo, Fabio Remo che è rimasto in attacco, non è stato sostituito da Mille. Parata intanto di Ciccio Pugliatti che non avete visto, si è tuffato da portiere. 23-12. Ancora Giacomino Varamo al servizio. Buona la ricezione del Palermo. Costruzione un po' arretrata. Era doppia. Ed è doppia. 24-12. 12 set point per set point. Match point. 12 match point per portare questo 3-0. Davvero non ci aspettavamo. Giacomino Varamo riceve bene Palermo, la musica si deve togliere. Ed è out. Prende l'asta 3-0 con un 25 sonoro, 25-12. Si chiude questa partita in 1 ora e 22 minuti, mentre 3-0. Te aspettavi questo risultato, Renato? Assolutamente no. Io all'inizio, prima di venire, dicevo beh, dai, 3-0 no. e a casa. Ma no, no, 3-0 no, perché comunque c'è stato un netto miglioramento rispetto alle prime 2 partite, per un con signor l'innesto di Dionisio e una riorganizzazione in campo e un gran lavoro durante la settimana. Tutto questo quando? Dopo il turno di riposo. Sì. C'è stato un gran lavoro e si è visto in campo. Non è il Palermo che ce l'ha regalata, ma abbiamo bloccato, abbiamo fermato gli attacchi con tanti muri, e ora dovresti andare, Gabriele, a chiamare qualcuno. È difficile cercare anche un MVP in questa partita. Tommy Tommasello, non abbiamo portato il microfono. Vado a chiamare il con la cuffietta in qualche modo ci organizziamo. Io cedo la cuffia. Vediamo se Tommy mi vede.
Ecco che arriva Marco Pugliatti, ora cedo la mia cuffia. Sa. Marco, complimenti per questa partita, una super partita da parte della Jolly. Complimenti davvero, ti aspettavi questo risultato? Me l'aspettavo perché l'abbiamo preparata alla grande questa settimana. Minimi dettagli, si è visto in campo, loro non li abbiamo fatti giocare. Esatto. Sono venuti da primi in classifica, imbattuti. Erano tanto temuti, ma forse loro ci temevano un po' di più e si è visto in campo. Abbiamo visto un'ottima gestione della palla, hai alzato palloni ovunque, a posto 4, a posto 2, ovunque. Complimenti anche con Peppe Orlando, ti sei trovato benissimo oggi, avete fatto delle sette bellissime. Quando i ragazzi sono così in campo, sono super carichi, super disponibili ad aiutarmi, è sempre facile giocare, sempre facile. E comunque c'è anche da dire, no? Il fisico, dai, il No, fisico. è migliorato. Sei calato rispetto all'anno scorso di fisico, dai. Dai. Quindi anche questo è un ottimo impegno da parte di tutti, non solo dal punto di vista mentale, ma soprattutto fisico. Fisico, stiamo lavorando tanto, si è visto, e ora ci stiamo prendendo quello che ci spetta, piano piano, un tassello alla volta. Cosa senti ad essere il capitano di questa squadra? Sono orgoglioso, non di essere il capitano, di poter rappresentare questi ragazzi, perché sono grandi ragazzi, si sono meritati questa occasione in Serie B, ce la siamo sudata e stiamo facendo vedere che possiamo stare in campo e possiamo farlo anche bene come oggi. E due parole invece su Dionisio Di Pasquale, che sta dando un'ottima Dionisio mano. sta dando una mano grandissima, grandissima, non solo in campo, nello spogliatoio, Esperienza. negli allenamenti, è una persona di una tranquillità incredibile, dà sempre tranquillità, dà sempre carica, quindi ci ha dato una grossa mano. Grazie Marco, vediamo se riusciamo ad avere il mister Tomasello. Là sotto, l'ho trovato, vado a chiamarlo, arrivo subito. Devo anche chiamare ad Alessandro Santacroce che voleva fare dei saluti speciali, quindi... No, non fischia, non fischia. Anche Peppe Orlando qua ai microfoni della Jolly. Peppe, che dire, hai fatto una grandissima partita dal punto di vista fisico, dal punto di vista mentale con i tuoi compagni, avete giocato benissimo. Tanti punti per te, ovviamente non li ho contati, non c'ho gli scout, quindi non solo, ma con il muro, con le schiacciate... Come dicevo prima Marco, ti sei trovato benissimo oggi in campo. Guarda, è una settimana che ci stiamo allenando, anche se questa settimana tra alti e bassi non è andata come volevamo, però abbiamo lavorato su questa squadra qua che è prima in classifica, è una bella Prima in squadra. classifica. I punti ce li siamo meritati tutti, perché all'inizio forse siamo stati un po' chiusi, però pian piano stiamo dimostrando che possiamo fare molto di più. Come ti sei sentito in quella serie di 10 punti al servizio? Ma guarda, come se fosse stata la prima, sono sempre stato lì sul pezzo, vediamo. 3 punti, non so la classifica com'è, però andiamo avanti, lavoriamo e pensiamo alle altre partite. Vuoi salutare a casa che ti seguono sempre Ci papà, vediamo zia? a
A Natale. Sì, purtroppo. Va bene. Grazie Peppe. Mister Tomasello. Mister, che dobbiamo dire? È stata una partita perfetta sotto ogni punto di vista. Sbracciavi come non mai su ogni punto. E alla fine la vittoria è arrivata, un 3-0 secco sul Palermo, che è una signora squadra. Sono molto contento perché i ragazzi se lo meritano. Hanno fatto veramente del lavoro straordinario e supplementare per prepararsi a questa gara. E siamo stati bravi anche noi come staff a prepararla bene e molto bravi i ragazzi a seguire le nostre direttive, quindi partita perfetta. Naturalmente abbiamo anche volato sull'entusiasmo, no? Qui il Palabolini è sempre difficile giocarci, io da ex giocatore mi ricordo. Col pubblico di stasera credo che qualsiasi altra squadra avrebbe fatto fatica. Nelle prime 2 partite la Jolly ha avuto parecchie difficoltà, molte, soprattutto sul muro e sui servizi. Invece dopo la sosta è servita tantissimo, un innesto di esperienza di Dionisio Di Pasquale, e poi la Jolly l'abbiamo vista stasera, servizi e muri. Sì, abbiamo incastrato tutto quanto per benino, nel senso che è chiaro che l'impatto col campionato maggiore magari ha, fra virgolette, un po' destabilizzato la sicurezza che avevamo lo scorso anno, però poi credo che i ragazzi si siano resi conto che hanno delle ottime qualità, che possono rimanere, possono giocare bene tutti in questo campionato qui, come dimostra anche il fatto che faccio tanti cambi per fare giocare tutti. Sono sicuro che tutti mi servano quest'anno. Abbiamo fatto lo stesso lavoro che abbiamo fatto l'anno scorso, che abbiamo riproposto all'inizio di quest'anno. Ci vuole un po' di pazienza quando una squadra si costituisce a gradi, a fasi. Probabilmente non era la fase giusta per noi l'inizio del campionato. Siamo riusciti con l'innesto di Dionisio, che ci sta dando una grossa mano, a equilibrare il tutto, e quindi escono queste prestazioni formidabili. Grazie mister Grazie a voi, Tomasello. grazie a voi. Vediamo se riesco ad avere Alessandro Santacroce, che voleva fare dei saluti speciali. Alessandro Santacroce, settimana prossima ricordiamo c'è il riposo. Vedo a Tonino, chiedo a Tonino se riesce a trovare se riesco a trovare suo figlio, perché Alessandro vuole fare dei saluti speciali. Santa Croce, quindi vediamo. Ho detto di no? È sotto la doccia, frettoloso. Mi aveva scritto un messaggio la settimana scorsa, mi aveva chiesto: Gabri, dopo della partita, se facciamo una bella partita, per favore intervistami, che volevo salvare. Quindi niente, sarà per la prossima. Vi rinviamo i saluti tra 2 settimane, non mi ricordo contro chi. Renato, tieni. Scusate, ma io ero senza cuffia. Sì, il 30 c'è riposo, quindi Settimana ci rivediamo prossima. ora a dicembre. La nostra prossima diretta sarà a dicembre, prima domenica di dicembre. Perfetto, grazie mille a tutti. No, la per prima averci... domenica, la seconda domenica è la domenica 1, sabato, quindi Giusto, non la sabato domenica, e sto domenica. dicendo io, sì. Primo sabato di dicembre. Sabato. Chiudiamo che sarebbe ora. Ci vediamo sabato 7. Arrivederci al prossimo appuntamento con le edicole di Pinucci.